17 dicembre 2025, Contrada Murrera, frazione di Decimo Mannu, Medio Campidano. I carabinieri dell'11° Nucleo Operativo Ambientale di Cagliari entrano in azione all'alba. Davanti a loro si apre uno scenario che definire preoccupante e riduttivo. 3 ettari di terreno trasformati in una discarica abusiva, rifiuti speciali pericolosi accatastati ovunque, tracce evidenti di combustione illecita, telecamere di sorveglianza piazzate strategicamente. Non è l'opera di incivili che scaricano l'immondizia, ma un'operazione organizzata, pianificata, duratura. 2 persone vengono arrestate, altre 2 denunciate. Il sito viene sequestrato. Decimo Mannu conta 2000 abitanti. Questa discarica dista 500 metri dalle case. Per mesi, forse anni, camion hanno scaricato di notte mentre le telecamere registravano. Odori fetidi, fumi sospetti, ma nessuno osava parlare. Paura di ritorsioni, paura di scoprire chi ci fosse dietro. Paura della legge del silenzio che in Sardegna non è più solo folklore mafioso, ma realtà quotidiana. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti e metti like per sostenere chi dà voce alla nostra terra. Oggi scopriamo come l'ecomafia sta avvelenando il cuore della Sardegna, a 2 passi dalle nostre case. Questa non è stata la prima volta che succedeva qualcosa di simile nella nostra terra. È uno dei colpi di un'invasione silenziosa che sta avvelenando la nostra isola. Un'invasione che ha un nome preciso: ecomafia. Nel 2024 in Sardegna sono stati accertati 2.364 reati ambientali, un aumento del 13,9% rispetto al 2023. Questo ci colloca al 7° posto nazionale nella classifica dei crimini contro l'ambiente. Il 7° posto può sembrare quasi rassicurante, ma aspetta di sentire il resto. Se allarghiamo lo sguardo agli anni dal 2015-2024, dall'entrata in vigore della legge sugli ecoreati, la Sardegna balza al 2° posto in Italia per numero di reati ambientali, 726 illeciti accertati, superati solo dalla Campania. Ma c'è di peggio. Siamo primi in assoluto a livello nazionale, per numero di persone denunciate, 1627. Primi anche per reati contestati a enti e aziende, 179 violazioni. Non stiamo parlando di piccoli delinquenti isolati, stiamo parlando di un sistema criminale radicato, organizzato, che coinvolge imprese, professionisti, reti internazionali. Il termine ecomafia è stato coniato da Legambiente nel 1994 per definire le attività illegali delle organizzazioni criminali che arrecano danni all'ambiente. Non è un termine giornalistico ad effetto, è la descrizione precisa di un business che a livello nazionale vale 22 miliardi di euro all'anno. 22 miliardi. Nel 2014 sono stati accertati 29.303 reati ambientali in tutta Italia. Nel 2024 il numero è salito a 40.971, con un aumento del 14,4%. La Sardegna non è immune, è nel cuore della tempesta. Ma cosa fa esattamente l'ecomafia in Sardegna? Dove colpisce? Il primo settore, quello che ci rende tristemente primi in Italia, è l'archeomafia. 126 reati accertati nel 2024, primo posto nazionale. Stiamo parlando del saccheggio sistematico del nostro patrimonio archeologico, tombe nuragiche, necropoli puniche, santuari romani. Le province del Nuorese e del Sassarese sono gli epicentri. Gruppi criminali organizzati conducono scavi clandestini in aree rurali isolate, prive di sorveglianza. I reperti vengono sottratti e messi nel mercato nero globale attraverso canali online, gallerie compiacenti in Germania, Svizzera, Stati Uniti. Non stiamo perdendo oggetti, stiamo perdendo la nostra identità. Ogni bronzetto nuragico che sparisce, ogni stele punica che viene rubata, ogni oggetto votivo romano che finisce su eBay è un pezzo della nostra storia che scompare per sempre. E i clan lo sanno. Sanno che un reperto archeologico sardo vale migliaia, a volte decine di migliaia di euro sul mercato nero internazionale. Sanno che la sorveglianza è scarsa, che i siti sono isolati, che il rischio di essere scoperti è basso. Ma devi sapere che l'archeomafia è solo la punta dell'iceberg. Il secondo grande fronte è il ciclo dei rifiuti. Nel 2024 580 reati accertati, 710 persone denunciate, 32 arresti, 75 sequestri. 6° posto nazionale. Ma cosa significa davvero? Significa che la Sardegna è diventata una discarica. Non una discarica casuale, ma un hub strategico per traffici nazionali e internazionali di rifiuti. Legambiente documenta che 105 dei 307 traffici organizzati di rifiuti in Italia coinvolgono operatori sardi come fulcro. Le rotte partono dal nord Europa, dalla Germania, dall'Olanda, dal nord Italia.
Impianti di riciclaggio legali producono scarti non separabili economicamente, rifiuti complessi a basso valore commerciale. Intermediari dichiarano questi rifiuti come merce secondaria o rifiuti avviati a recupero tramite documenti falsi. Camion attraversano confini nazionali con targhe europee, spesso falsificate. I controlli portuali a Civitavecchia, Napoli, Cagliari sono frequentemente inefficaci. Corruzione, volume eccessivo, carenze di personale. I carichi arrivano in Sardegna e vengono scaricati nelle discariche abusive concordate. Il prezzo? 30 o 80 euro per tonnellata, contro i 150-300 dello smaltimento legale. Il differenziale è il motore criminale. Una tonnellata di rifiuti speciali pericolosi costa 200 euro da smaltire legalmente. Se la scarichi di notte e una campagna del Surcis ti costa 0. Anzi, ti fai pagare 50 euro dalla ditta che te li porta. È matematica criminale pura. Nel gennaio 2025 un'operazione del NOE ha identificato container caricati ad Amsterdam con dichiarazione di rifiuti di carta avviati a riciclaggio. In realtà contenevano plastica contaminata, vernici, solventi. Destinazione Sardegna. Intercettazione al porto di Cagliari, sequestro, indagini in corso con le autorità olandesi. Nell'agosto 2025 il NOE di Olbia Tempio ha intensificato le operazioni nella Gallura. Elicotteri e droni hanno sorvolato zone rurali identificando almeno 20 siti abusivi di smaltimento rifiuti. Telecamere fisse sono state installate per monitorare i movimenti notturni degli automezzi. Le operazioni sono concentrate su Costa Paradiso, sulle zone interne tra Nuoro e Olbia, sui siti nascosti nei boschi dove affluiscono rifiuti da tutta l'isola. E poi c'è, come ho citato all'inizio, Decimo Mannu. Il 17 dicembre 2025, 3 ettari, rifiuti speciali pericolosi, combustione illecita, 2 arresti. Ma la bonifica? Non è ancora iniziata. Chi pagherà? Quanto tempo ci vorrà? I residenti che hanno respirato quei fumi per mesi, chi li risarcirà per i danni sanitari? I numeri dei reati in Sardegna sono da record nazionale. Se vuoi aiutarmi a denunciare queste ferite alla nostra isola, iscriviti al canale e lascia un like. Ti chiedo il tuo aiuto per far arrivare questi video a più persone possibili. Ma i rifiuti non sono l'unico fronte. C'è qualcosa di ancora più subdolo, ancora più pervasivo. L'infiltrazione delle mafie tradizionali nel tessuto economico sardo. Il 30 agosto 2025 Paolo Borrometi, giornalista di punta nella lotta alle ecomafie, lancia un allarme preciso. I clan stanno infiltrando in Sardegna non solo con la droga, ma con strategie di controllo economico e territoriale. Mafia siciliana, camorra napoletana, 'ndrangheta calabrese. Non sono più nomi lontani, sono qui. Riciclano capitali, investono in immobiliare, turismo, ristorazione, energie rinnovabili. Il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, è stato chiaro. Elementi della malavita campana hanno occupato ampi settori dell'economia cittadina ad Alghero, investendo in ristoranti, gelaterie, lidi. Non stiamo parlando di presenze occasionali, stiamo parlando di un radicamento stabile, di un controllo territoriale che passa attraverso il mondo di mezzo. Commercialisti, broker, imprenditori collusi che operano come soci occulti in imprese appositamente costituite. Le dinamiche sono precise. Appropriazione di terreni pubblici e privati tramite studi legali e intermediari. Acquisizione di aree in zone protette. Siti di importanza comunitaria. Zone di protezione speciale. Una volta acquisiti, i terreni vengono trasformati in depositi rifiuti legali o pascoli intensivi. Corruzione amministrativa. Dipendenti di enti locali ricevono pressioni per omettere controlli, autorizzare varianti edilizie, facilitare permessi falsi. Ricattabilità economica. Ditte locali indebitate o fragili post-Covid accettano lavori di smaltimento rifiuti a prezzi sotto costo, generando profitti criminali mantenendo una facciata legale. Il sindacato di polizia SIULP ha denunciato una pressione crescente di gruppi criminali, soprattutto nel territorio di Alghero. Episodi reiterati di violenza, minacce, atti incendiari, tentativi di controllo delle compressioni demaniali, concessioni. Si genera una legge del silenzio. Commercianti e imprenditori evitano di denunciare per timore di ritorsioni. Si abituano a convivere con la presenza mafiosa. E poi c'è il fronte della speculazione energetica. Sotto la bandiera delle energie rinnovabili si sta consumando un assalto senza precedenti al paesaggio sardo. La Soprintendenza Speciale per il PNRR ha lanciato un allarme che definisce la situazione con parole durissime. Sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale.
Le istanze di connessione presentate a Terna per nuovi impianti in Sardegna ammontano a 57,67 GW. Ebbene, questo valore è quasi 30 volte la potenza oggi installata. È 7 volte l'obiettivo fissato per il 2030. Non è transizione ecologica, è speculazione selvaggia. E dove ci sono grandi appalti, dove ci sono distese di pannelli e pale eoliche, l'ombra della criminalità si allunga. Già nel 2010 un'inchiesta della DDA di Cagliari aveva acceso i riflettori su questo business. Le indagini hanno riguardato autorizzazioni sospette e società riconducibili a imprenditori già coinvolti nell'inchiesta Eolo della DDA di Palermo, che aveva svelato gli interessi di Cosa Nostra, legata a Matteo Messina Denaro nel settore dell'eolico. Stanno trasformando la nostra isola in un osso conteso da cani affamati, a discapito della nostra identità, del nostro paesaggio, della nostra storia. Ma i danni non sono solo economici, sono ecologici, sanitari, irreversibili. I rifiuti speciali sversati in discariche abusive penetrano nel suolo e raggiungono le falde acquifere. Zone come il Sucis Inglesiente, già colpite da bonifica storica d'attività mineraria, vedono ulteriori contaminazioni. Depurazione e bonifica richiedono anni e costi milionari. Un metro cubo di terreno contaminato costa 200-500 euro di bonifica. Moltiplicato per milioni di metri cubi significa investimento economico enorme che ricade sulla collettività. Le zone protette Natura 2000, i siti di importanza comunitaria, le zone di protezione speciale subiscono infiltrazioni di discariche, riducendo habitat di specie endemiche sarde. L'avifauna, aquile reali e grifoni, soffre avvelenamento indiretto da rifiuti pericolosi. La macchia mediterranea è sottoposta a erosione fisica e contaminazione chimica. L'esposizione a fumi tossici da combustione illegale di rifiuti causa patologie respiratorie, tumori, malformazioni. Le comunità vicine ai siti abusivi subiscono rischi sanitari documentati. Il sistema sanitario regionale sostiene costi di cura non imputabili ufficialmente ai responsabili. I danni economici diretti sono devastanti. Il turismo soffre. Spiagge contaminate perdono attrattività. Valutazione economica: 50-100 milioni di euro annui di perdita turistica per spiagge compromesse. L'agricoltura biologica perde certificazioni. I mercati biologici perdono credibilità se insediamenti criminali sono adiacenti. Il prezzo dei terreni in zone prossime a siti ecomafiosi perde valore del 30-50%. Legambiente stima che il costo totale dell'ecomafia italiana superi i 14 miliardi di euro annui. La Sardegna, con il 5,8% dei reati ecomafiosi nazionali, assorbe una frazione proporzionale, circa 800 milioni di euro annui di costo indiretto. Ma non tutto è perduto. C'è una Sardegna che resiste. Le forze dell'ordine non rimangono inerti. L'11° nucleo operativo ambientale di Cagliari ha competenze sulle province di Cagliari, Oristano e Carboni Iglesias. Nel biennio 2024-2025 ha condotto oltre 180 controlli, sequestrato 15 siti abusivi, denunciato 38 persone. Il NOE di Olbia Tempio ha competenza sulle province di Sassari e ovviamente anche Olbia Tempio. Nell'agosto 2025 ha condotto l'operazione con droni che ha identificato 20 siti. Il NOE di Nuoro monitora le aree interne, il Gennargentu, Supramonte. Il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale ha eseguito 1812 controlli nel 2024, un aumento del 28,7% rispetto all'anno precedente. Le tecnologie innovative vengono utilizzate. Droni e termografia per identificare siti di combustione illegale di notte, satelliti Copernicus per monitoraggio multitemporale delle aree protette, tracker GPS per veicoli utilizzati per trasporto rifiuti illegali, analisi del DNA dei rifiuti per collegare geneticamente gli scarti alla provenienza. Le procure della Repubblica di Cagliari, Oristano e Nuoro hanno istituito task force dedicate. I procuratori aggiunti con competenze ecomafia coordinano indagini transnazionali. Ci sono scambi informativi con Europol e le agenzie ambientali europee per tracciare rotte transnazionali. Sul fronte normativo l'Italia si è dotata di strumenti più efficaci. La legge numero 68 del 2015, approvata il 19 maggio, ha introdotto nel codice penale 5 nuovi delitti contro l'ambiente. Inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Questo ha fornito alla magistratura strumenti di indagine più efficaci, superando la natura prevalentemente contravvenzionale dei reati ambientali. Il 30 luglio 2025 un decreto legge ha ulteriormente rafforzato la lotta. Ti dico le principali novità: l'abbandono di rifiuti come rischi per la salute, la creazione di discariche abusive e le spedizioni illegali di rifiuti diventano delitti e non più illeciti amministrativi,
Le pene per l'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti possono arrivare fino a 9 anni di reclusione. Vengono introdotti l'arresto indifferita anche tramite videosorveglianza, la possibilità di svolgere operazioni di polizia sotto copertura e l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria dei beni per i reati più gravi. Le sanzioni per le aziende secondo la legge 231 del 2001 vengono inasprite. Ma le leggi da sole purtroppo non bastano. Serve un cambio di mentalità. Serve che ogni cittadino sardo capisca che denunciare non è fare la spia, ma difendere la propria terra. Serve che gli imprenditori onesti non si arrendano alla pressione criminale. Serve che i comuni intensifichino i controlli, che le istituzioni investano risorse vere, non elemosine. La Sardegna conta 108 siti di importanza comunitaria e 38 zone di protezione speciale, per una superficie complessiva di 1,4 milioni di ettari, il 37% del territorio regionale. Questi siti sono hotspot di biodiversità endemica e sensibile. Il Supramonte, il Gennargentu, la costa del Sulcis, l'arcipelago di La Maddalena, le zone umide d'Oristano, sono patrimonio dell'umanità. Non possiamo permettere che vengano trasformati in discariche, pascoli abusivi, siti estrattivi illegali. La vulnerabilità della Sardegna affonda le radici in una storia pesante. L'industrializzazione forzata degli anni 60 e 70 ha creato poli chimici, energetici e metallurgici a Portovesme, San Roque, che hanno lasciato un'eredità di contaminazione e aree da bonificare. L'eredità mineraria del successo inglesente ha lasciato discariche minerarie e suoli inquinati. Le servitù militari occupano circa il 60% delle aree militari italiane. Esercitazioni con materiali esplosivi e radioattivi, condotte per decenni con scarsa trasparenza, sono state collegate a tassi anomali di patologie in alcune aree. Su questo territorio già fragile, già compromesso, si abbatte ora l'assalto dell'ecomafia. Non possiamo permetterlo. La lotta all'ecomafia sarda non è una battaglia vinta, è una guerra in corso. Richiede investimenti strumentali, droni, satelliti, laboratori analitici per i rifiuti, risorse umane per il NOE e il Corpo Forestale. Richiede coordinamento interistituzionale, procure, regione, comuni, guardia costiera, capitanerie di porto devono condividere dati in tempo reale. Richiede programmi strutturali di bonifica dei siti, con finanziamento Stato, Regione, Unione Europea. Richiede educazione civica. Le scuole devono insegnare a riconoscere gli ecoreati, i diritti ambientali. Richiede protezione dei testimoni. Chi denuncia infiltrazioni con mafiose rischia ritorsioni. Serve protezione attiva. Di nuovo, Decimo Mannu, Tretari, 2 arresti, ma la bonifica non è iniziata. Quanto tempo ci vorrà? Chi pagherà? I residenti che hanno respirato quei fumi tossici per mesi, chi li risarcirà? Queste domande non possono rimanere senza una risposta. La Sardegna che amiamo, con le sue coste meravigliose, i suoi nuraghi millenari, i suoi boschi incontaminati, merita protezione vera. Non parole, azione. E questa azione deve partire da tutti noi. Perché ogni volta che vediamo un sito sospetto e non denunciamo, stiamo permettendo all'ecomafia di vincere. Ogni volta che accettiamo l'omertà come normalità, stiamo consegnando la nostra terra ai clan. Se questo video ti ha fatto capire la gravità della situazione, condividilo. Fallo vedere a chi pensa che l'ecomafia sia un problema lontano, che riguardi solo Napoli o la Calabria. L'ecomafia è qui, in Sardegna, adesso. Sta avvelenando le nostre falde, bruciando i nostri boschi, saccheggiando la nostra storia, corrompendo la nostra economia. Iscriviti per non perdere i prossimi aggiornamenti e metti like se credi che la nostra terra meriti più rispetto. Ma ora dimmi, hai mai visto siti sospetti o discariche abusive nel tuo comune? Pensi che le istituzioni stiano facendo abbastanza per proteggerci? Chiudo ringraziandoti per aver guardato questo video e per aver scelto di informarti sulla realtà della nostra isola. La consapevolezza è la nostra prima difesa contro chi vuole umiliare la Sardegna. Ti saluto e ci vediamo al prossimo approfondimento, sempre qui sull'Isola Informa.